più gravi, magari dei tumori. Cioè, io non sto dicendo che la medicina convenzionale non serve, anzi, a volte salva la vita, ma sta mancando una grande parte ehm, di assistenza, quella più olistica, se vogliamo, quella che mira ad ascoltare il paziente, a capire che questi dolori non arrivano dal suo corpo unicamente, ma arrivano da una marea di repressione, una marea di stress, e queste repressioni e stress hanno modificato come il tuo cervello sta funzionando e quindi rilascia questi sintomi. Tutto là. Grazie ragazzi per essere arrivati fino a qua. Per me è un onore servirvi con questi video. Lo faccio settimanalmente. Una cosa che vi chiedo, che non chiedo mai, di iscrivervi al canale. Questo dà un chiaro segnale a YouTube che questo canale deve ingrandirsi